Ciao, benvenuto! Purtroppo oggi un altro video all'interno, però ho deciso di sfruttare l'occasione per parlarti di questa torcia tattica della Wowtac. Per prima cosa facciamo un piccolo unboxing, poi vediamo le sue caratteristiche principali e alla fine ti do un parere personale su punti di forza e punti di debolezza e ti dico soprattutto perché potrebbe essere un prodotto effettivamente interessante per chi fa trekking. Buona visione! La torcia di cui ti voglio parlare viene definita come torcia tattica e come nome si chiama A7. È prodotta dalla Wowtac, questa è una ditta cinese che produce torce da una decina di anni e probabilmente deve essere o una sottomarca o comunque un ramo della TrueNight. Tra l'altro c'è anche scritto sulla scatola che hanno il supporto tecnico della TrueNight. Effettivamente sono prodotti molto simili come design, come costruzione e quindi secondo me questo sicuramente è un indice, diciamo, di qualità. La torcia arriva in una confezione abbastanza minimal come va di moda adesso, in cartone con un paio di scritte sopra. Al suo interno è presente un piccolo libretto di istruzioni, poi c'è un cavetto per la ricarica della torcia, una clip, una serie di guarnizioni e la torcia vera e propria. La torcia è composta da tre sezioni, diciamo, c'è la sezione posteriore, quella dove c'è il pulsante, la sezione centrale dove viene alloggiata la batteria e la sezione di testa con il LED, il secondo pulsante e uno spazietto qui, un alloggiamento per la ricarica della batteria, che difatti questa ovviamente la batteria è ricaricabile e ha questo sistema particolare che vediamo tra poco. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, diciamo, di questa torcia, sono ovviamente riportate sul libretto. Le cose, magari quelle un po' più interessanti, sono sicuramente il peso, pesa 100 grammi, quindi è molto leggera. La resistenza, ovviamente è resistente all'acqua, agli schizzi, ma ha anche una resistenza definita come IPX8, per cui fino a 2 metri di profondità. La resistenza all'impatto prevede una caduta al massimo da 1,5 metri e poi vabbè, l'intensità massima della luce sono questi 1000 lumen, a una distanza, cioè arriva fino a una distanza di 200 metri, 260 metri, la distanza massima, per cui molto potente, molto distante, piccola e leggera. Queste praticamente sono le caratteristiche principali di questa torcia. Altre caratteristiche sono le diverse modalità di funzionamento. La torcia si attiva con un pulsante posteriore e poi con il pulsantino qui davanti posso cambiare attraverso 5 diverse luminosità. Ora schiacciandolo dovrebbe tornare alla prima, esatto, la più bassa, che sono mezzo lumen. Poi abbiamo 12 lumen, 65, 296 lumen, 1000 lumen. Tenendo premuto il pulsantino si passa alla modalità strobo e poi si torna alla più bassa. Quindi molte modalità, a ciascuna modalità ovviamente corrisponde una durata della batteria, mezzo lumen 108 giorni, 12 lumen 108 ore, 65 lumen 20 ore, 296 lumen 4 ore e i 1000 lumen, qui c'è una scritta particolare, non ho ben capito cosa significhi, 2 minuti più 240 minuti, ma ad ogni modo viene scritto che la modalità turbo, siccome scalda parecchio, è meglio non utilizzarla per più di 10 minuti consecutivi. Provandola di notte la modalità turbo illumina veramente a giorno, quindi almeno di non essere proprio in una situazione di pericolo, non vedo altri usi per la modalità turbo. Queste bene o male sono le caratteristiche, quelle un po' più salienti e che puoi anche ritrovare su internet, sul sito, su varie descrizioni. Queste torce sono già state abbondantemente descritte da
diversi youtuber americani e inglesi in cui fanno vedere i classici test, per cui il lancio della torcia, metterla nel freezer e tenerla accesa per giorni. Io non ho fatto queste prove, al massimo l'ho buttata dentro un barattolo piena d'acqua, perché non sono un canale che fa test e non mi interessa nemmeno fare direttamente questi test quando ci sono veramente un sacco di prove di chiunque, di persone anche più competenti di me nel parlare di torce e nell'effettuare questi test. Io piuttosto volevo concentrarmi sulle cose che mi sono piaciute della torcia e per cui mi fanno pensare che possa essere un oggetto utile e interessante da portare in escursione. Allora, partiamo dagli aspetti positivi. Sicuramente peso e dimensioni sono davvero incredibili. La dimensione di questa torcia mi ha lasciato abbastanza sorpreso, non me l'aspettavo così piccola. Qui ho il mio Victorinox Alox, questi sono i modelli da 9 cm, 91 mm, e guarda la differenza, è veramente poco più grande di un Victorinox, del classico Victorinox da 9 cm. Un'altra cosa che sulla dimensione che mi ha insomma diciamo meravigliato è il peso, 100 grammi, e le dimensioni rispetto a un'altra torcia. Io fino adesso una torcia di quelle diciamo così da impugnare, la mia era questa, comprata 3-4 anni fa probabilmente. Questa mi sembra che eroga al massimo 300 lumen, questa ne fa 1000 e guarda la differenza. Questa torcia è alimentata dalla stessa batteria di questa, cioè una 18650, quindi in pochi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, è riuscita a rendere i LED sempre più piccoli, sempre più efficienti, mantenendo la batteria uguale e riducendo di molto le dimensioni della torcia. Questa praticamente funziona quasi allo stesso modo, ha 5 modalità, queste si cambiavano così, questa qui ha un altro pulsante, però le dimensioni sono completamente diverse. Io mi portavo dietro questa in escursione ogni tanto se mi poteva servire una seconda torcia, adesso ovviamente questa qua va in pensione, ma proprio senza neanche un problema. Poi, seconda cosa che mi piace di questa torcia è sia la protezione posteriore dell'interruttore, che è fatta in modo da permettere alla torcia di restare in piedi, quindi io posso utilizzarla tipo candela. Un'altra cosa interessante della torcia è la corona sommitale fatta con queste scannellature. È fatta così perché, essendo una torcia tattica, solitamente le torce tattiche sono fatte in questo modo sia per limitare il rischio che il vetro si rompa in caso di caduta. La corona protegge il vetro, e fatta così dovrebbe disperdere meglio l'urto, ma poi avevo letto insomma in qualche forum che dovrebbe servire anche in ottica offensiva, in quanto la torcia si tiene così e una corona di questo tipo potrebbe infliggere un danno maggiore a un eventuale aggressore, quindi dando un colpo, oppure dovrebbe essere una specie di frangivetro, cioè dovrebbe riuscire a rompere un vetro in maniera più semplice. Ora non so se queste siano leggende o altro, a me non interessa più di tanto questa cosa, ma interessa più che altro che, avendo questa configurazione, posso utilizzare la torcia per ad esempio illuminare una stanza senza illuminarla troppo, per cui io posso accendere la torcia, la metto così, la tengo appoggiata con la testa verso il basso e con questi spazi la luce viene sparsa e diciamo fa una specie di luce di cortesia che potrebbe essere utile. Un'altra cosa interessante è questa clip. La clip è molto dura, ha un buon invito, per cui si infila bene sui pantaloni, sulla cintura, e poi è molto molto rigida, quindi la torcia non cade, resta al suo posto e quindi non si rischia di perderla. Una cosa che avrei apprezzato, e in realtà nella scatola non c'è, è un piccolo laccetto. Sulla coda della torcia ci sono due asole per infilarci un laccetto, ma il laccetto non viene fornito. Ora la clip si può smontare, mi sarebbe piaciuto poter scegliere se utilizzare la clip oppure utilizzare un laccetto.
nel mio caso avrei preferito, perché la clip non è che mi serva più di tanto, cioè è fatta bene, quindi funziona rispetto anche ad altre, magari altre torce, altri coltelli che magari gli fanno la clip ma non è molto resistente, però avrei preferito avere direttamente nella scatola. Ovviamente un laccetto non è che costa, cioè lo posso anche reperire da altre cose, però se c'era era un surplus. Ultima cosa veramente interessante, forse una delle più interessanti assieme peso e dimensione, è il sistema di ricarica della batteria. La batteria ovviamente è ricaricabile e si ricarica attraverso una presa mini USB sulla testa della torcia, utilizzando un cavetto qualsiasi con presa mini USB. Io lo attacco qui, poi utilizzo un trasformatore, l'attacco alla corrente e si ricarica. Se sono sul campo per parecchi giorni magari, posso ricaricarla con un power bank o con un pannello solare. Poi un'altra cosa interessante del fatto che si carichi in questo modo è che a me basta un cavetto, anche per caricarla ad esempio a casa, basta un cavetto e un trasformatore qualsiasi di quelli che abbiamo per il telefono, per qualsiasi cosa ormai. Quindi non c'è bisogno di un caricabatterie apposito. Per la mia vecchia torcia dovevo avere un caricabatterie da batteria 18650. Poi la torcia va sempre aperta, quindi ogni volta che devo caricarla bisogna svitare, aprirla, i pezzi sono in giro, bisogna poi ricordarsi dove si è messo il caricatore, insomma così è decisamente più comodo, basta un cavetto, la si attacca e via. È ovvio che questa potrebbe essere un elemento di, diciamo, debolezza della torcia dal punto di vista dell'impermeabilità, però è un cappuccetto in gomma che si incastra molto bene, poi qui ha una linguetta per estrarlo, ma se io faccio così non si apre, è abbastanza resistente, e questo cappuccetto in gomma viene fornito anche un ricambio per questo, oltre che i due O-ring che rendono stagne le due parti smontabili, c'è anche una sostituzione, un ricambio per questa piccola linguetta in gomma. Però insomma anche qui non è che ogni giorno la si ricarica, per cui se si tratta con cura, si apre piano, si chiude piano, non penso che ci siano problemi, e poi eventualmente c'è una sostituzione. Quindi queste erano le cose, i punti di forza, le cose che mi sono piaciute di più. Per le cose che mi sono un po' piaciute di meno, vabbè, quella dell'aceto te l'ho già detta. Seconda cosa che non mi piace tanto è il pulsante qua dietro. Allora, è rigido, per cui si evita che, cioè è difficile che si accenda in maniera accidentale, però è molto rigido, quindi una volta che io la impugno, come si impugna una torcia di questo tipo, andare a chiudere, a spegnere non è molto, cioè bisogna fare molta pressione, e devo dire che mi dà un po' di fastidio al dito, cioè bisogna andare proprio a calcare forte. La terza cosa che si poteva fare un po' meglio, secondo me, è proprio la presa USB. Per la ricarica è stata utilizzata una presa USB mini. Ora, negli ultimi anni si sta però affermando un nuovo tipo di presa, che è l'USB-C. Ora, è vero, l'USB-C è un po' più grande, ma così ad occhio io penso che si poteva utilizzare un USB-C. Io adesso, ad esempio, la maggior parte dei miei apparecchi elettronici si carica attraverso presa USB-C, e se anche questa torcia avesse avuto quel tipo di presa, avrei potuto utilizzare un unico cavetto per caricare tutto, mentre così sono costretto comunque a utilizzare un cavetto diverso. Visto che è un prodotto nuovo e a quanto pare il mercato sta andando in quella direzione, avrei preferito l'utilizzo di una presa USB-C. Poi è anche vero che tra un po' di anni probabilmente cambierà ancora, quindi diciamo non è un grosso problema, però se devo andare a vedere gli aspetti positivi e negativi, questo per me non è positivo sicuramente. Quindi ora che abbiamo visto cosa mi piace e cosa non mi piace tanto di questa torcia, veniamo alla considerazione finale. Viste le caratteristiche, credo che veramente possa essere un prodotto interessante per chi fa trekking. Ovviamente non la prima torcia. Chi fa trekking e escursionismo ha bisogno di una torcia frontale come prima torcia, perché quando si cammina, anche quando si fanno certe cose, è meglio avere le mani libere, e una torcia che ci fa punta alla luce dove giriamo la testa. Sicuramente questa però è una torcia da portarsi dietro come torcia di riserva oppure come seconda fonte di luce. È molto piccola, può essere infilata in un EDC se lo utilizziamo, oppure la si butta nello zaino, e ovviamente, come ti dicevo, non occupa poco posto, quasi quanto un coltellino, e poco peso.
molto potente, va bene per illuminare di notte nel bosco, nella tenda, ma oltre all'aspetto di potenza ci sono anche le funzioni di luminosità più basse, quella da mezzo lumen e quella da una sessantina di lumen, che sono molto comodi di notte per leggere qualcosa, leggere la carta, un libro, oppure per illuminare all'interno della tenda senza sparaflesciare tutto. Inoltre ha la funzione strobo, utile per in caso di problemi, per segnalare la nostra posizione, o la stessa funzione turbo, insomma 1000 lumen puntati nel bosco di notte credo che si vedano abbastanza bene e anche da una certa distanza, per cui in un'ottica di sicurezza sicuramente la funzione turbo può essere utile. Poi, come ti dicevo, altre possibilità interessanti sono la questione di poterla utilizzare a tipo candela oppure girata in modalità diffusione, tipo luce di cortesia, per cui sicuramente in bivacco, casera, se siamo con altri ospiti per cui non vogliamo disturbare, prima di andare a dormire si setta la modalità più bassa, una delle due più basse, poi la torcia si spegne, la si attiene lì vicino. Se durante la notte mi devo svegliare, la riaccendo, ho sempre la modalità più bassa memorizzata e posso andare in bagno, oppure mi sveglio presto perché devo partire, quindi raccatto le cose, parto, esco senza disturbare troppo le persone. Per cui sicuramente credo sia interessante come come seconda torcia da portarsi dietro. Come ti dicevo prima, per tutte le caratteristiche tecniche ti lascio sotto in descrizione il link al sito, alla pagina Amazon, ti lascio il link di questo blog dove vengono analizzate tutte le caratteristiche, per cui insomma se vuoi approfondire dal punto di vista tecnico trovi tutto sotto in descrizione. Io prima di salutarti ringrazio ovviamente la Wowtac per avermi inviato la torcia per questa prova recensione, spero ti sia piaciuta, spero che sia utile. Ti ringrazio come al solito per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo video, spero proprio fuori, di nuovo in montagna o nei boschi. Ti ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!